Buongiorno di nuovo ragazzi, dopo Umberto, il famoso uragano che marcia sulla nostra famosa Europa, adesso parliamo di una notte davvero di paura. In effetti tante sono state le scosse, quindi notte di paura ragazzi tra Macerata ed Ascoli. È stata una notte, diciamo una notte un po' movimentata, diciamo una nottataccia in effetti di paura. In effetti diciamo che questo terremoto è un incubo senza fine che diciamo abbraccia sia l'Umbria che le Marche. In effetti ieri sera e stamattina sono state diverse le scosse registrate dall'NGV. In effetti la più forte è quella epicentro a Norcia di 3.3. Poi stamattina più o meno verso le 4.19, 4.20 è stata rilevata un'altra scossa di magnitudo 2.1, stesso epicentro a 14 km da Arquata del Tronto, quindi Ascoli Piceno. Quindi diciamo nella tarda serata di ieri erano state registrate nella medesima zona tre fenomeni. Uno di 3.3 alle 21.36, l'altra di 2.1 e l'altra di 2.7. Quindi in effetti ragazzi la terra lì sta ballando ultimamente, diciamo, molto. Poi alle 21.30 e alle 20.04, in effetti questa è di 2.1 e di 2.7, quindi in effetti dalle 20.04 fino alle 21.36 la terra ha tremato tre volte. Quindi poi in mattinata, come ho detto già prima, è stata una di 2.1. Diciamo ragazzi che non si capisce davvero nulla. Io già in video precedenti avevo detto che a Norcia, Perugia, ci stanno un sacco di piccole scosse, avevo detto io. C'era questo sciame sismico in atto, come ho detto, ci stanno magnitudo 1,1, 1,2, come vedete poi dà il colpo, diciamo, non proprio il colpo, però sta aumentando di forza, diciamo. La profondità è sempre poca, sugli 8, 10 km, 12 km, non tiene profondità esagerate, quindi diciamo che sta continuando ancora, diciamo, questo sciame sismico tra Umbria e Marche in effetti, quindi più resta colpita ultimamente, come ho detto negli altri video, è Norcia, quindi Perugia. Quindi fortunatamente come sempre ultimamente non ci sono danni a persone o cose, quindi rimane solo la paura delle persone che giustamente vivono da anni con questa paura addosso, e quindi quando sentono un terremoto giustamente, come è normale che sia, hanno paura, scendono in strada, chiamano i vigili. Quindi tante sono state le chiamate ai vigili del fuoco, tante diciamo le chiamate a chi di dovere, però poi si è tranquillizzato tutto, quindi per ora rimane tutto calma almeno fino a. Quindi ragazzi vi auguro buona giornata, come sempre terremo sempre aggiornati, scosse, eruzioni, come sempre fatto. Quindi stanotte c'è stato un po' di casino tra Macerata ed Ascoli, però non ci sono vittime, non ci sono feriti, non ci sono danni a cose tipo case, edifici o altro, quindi diciamo che è stato più il casino dalla paura che non quello che è successo. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e ci sentiamo dopo, come sempre. Ciao.